Ripeto, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro con Sagara, la manifestazione notissima ormai organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco di Nuraki in collaborazione con l'amministrazione comunale di Nuraki, è giunta alla sua 7ª edizione. Questa è la sessione autunnale, diciamo, del Sagara, che quest'anno appunto si è arricchita di una ulteriore sessione di quella autunnale. Abbiamo avuto in fine inverno, in primavera, abbiamo avuto la fase dedicata al canto della poesia improvvisata logudorese, abbiamo avuto anche il canto improvvisato, la poesia improvvisata campidanese a Sarrepentina. La sessione autunnale invece prevede il canto a chitarra e domenica prossima il canto improvvisato, cioè la poesia improvvisata del Campidano di Cagliari, quella che viene chiamata Sagantada Campidanese, Mutetus a Bascio e Contra e Versada. Parliamo di questa serata. È una novità assoluta per la Sardegna, perché intende mettere a confronto i vincitori di 4 tra i più importanti concorsi per voci nuove che si sono svolti in Sardegna nel corso dell'anno. E pertanto questa è una sorta di Coppa delle Coppe e abbiamo voluto denominare in sardo Rusignolos in gara, perché solitamente coloro che vincono un concorso canoro in Sardegna vengono chiamati usignoli, allora in sardo abbiamo voluto denominare questo nostro concorso Rusignolos in gara. Potrebbe avere come sottotitolo Coppa delle Coppe del canto sardo. Bene, i concorrenti di questa sera sono i vincitori di 4 concorsi che io vi citerò, naturalmente presentandovi anche i protagonisti che saranno i protagonisti della gara di questa sera. Abbiamo il vincitore del concorso Bogues Noas de Sanglona di Laerro, che è Maurizio Mocci e viene da Riola Sardo. Non ha fatto molta strada per arrivare a Nuraki questa sera. Per arrivare all'Aerro, dove si è aggiudicato il concorso, ha fatto qualche chilometro in più. Poi abbiamo il vincitore del concorso che si è svolto a Torpè, è ormai anch'esso uno dei concorsi più importanti della Sardegna, e mi fa piacere di avere qui presente quello che è l'animatore di questo concorso, il mio amico presentatore Francesco Spanu, che saluto, che è Giuseppe Tamponi di Tempio, il quale tra l'altro ha anche vinto la Coppa dei Campioni all'Uras quest'anno del concorso intitolato a Mario Scano. Poi abbiamo il vincitore del più prestigioso tra i concorsi riservati al canto sardo tradizionale, cioè l'Usignolo della Sardegna di Ozieri, che quest'anno è stato vinto dal macomerese Salvatore Tore De Rio. E infine abbiamo anche il vincitore dell'ultimo nato tra i concorsi riservati al canto sardo in Sardegna. È un concorso che si è svolto mi pare nel mese di agosto a Irgoli, ed è uno che viene da una zona dove c'è il canto sardo. Nel Nuorese, in alcune zone del Nuorese non è diffusissimo il canto sardo a chitarra, però nel paese dal quale questo giovane cantatore proviene, il canto sardo è abbastanza diffuso. Il paese è Oliena e lui è Graziano Massaio. Per accompagnare questi che sono tutto sommato non esordienti, alcuni hanno già una certa esperienza, però sicuramente non sono dei professionisti navigatissimi, ci voleva un chitarrista che invece navigatissimo lo è, perché ha una lunga e gloriosa carriera sulle spalle. Qui a Nuraki lo conoscono perché si è esibito tante volte, anche nel dicembre dell'anno scorso, è Nino Manca. Un applauso per Nino Manca. Vi dico anche così brevemente, e questo per
i giurati ma anche per il pubblico. Siccome qui non è prevista alcuna batteria di semifinali oppure di eliminatori, questi sono finalisti e quindi ci sarà la gara al completo. Verranno eseguiti cioè tutti i tipi di canto che costituiscono il repertorio della gara a chitarra. Quindi ascolteremo canto in re, nuoresa, muto, sgadduresa, filonzana, canto in re, corsicana, mi e la, obbligatorio, lo devono fare tutti e quattro, e poi ciascuno di loro sceglierà un altro canto classico, che può essere il si bemolle, il fa diesis o la disisperata. Bene, quindi su questi tipi di canto, quindi su tutto il repertorio della gara, si confronteranno questi quattro bravissimi, spero che dimostreranno la loro bravura questa sera, giovani cantadores, per vedere chi sarà il migliore, chi sarà il vincitore tra i vincitori delle diverse coppe. Quindi andiamo subito a incominciare. Per la giuria l'ordine di esibizione sarà sempre lo stesso: Maurizio Moci, Giuseppe Tamponi, Tore De Riu e Graziano Massaio. Credo che sia tutto pronto. A me non resta che augurare a tutti voi buon ascolto e buon divertimento e buon lavoro alla giuria.
Credo che non sia molto semplice il compito della giuria questa sera, perché mi sembra che tutti e quattro siano partiti col piede giusto, col piglio adatto alla serata, e pertanto spero, io penso che possano darci ancora qualcosa di particolarmente interessante. Sicuramente tenteranno di darci il meglio di loro stessi, e quindi mi auguro che la giuria sia in grado di valutare sicuramente equanimemente, perché li conosco, sono persone estremamente serie e oneste. Non ci saranno sicuramente dei pateracchi, qui non cercheranno di far vincere qualcuno, cercheranno di far vincere, o meglio, non faranno altro che registrare colui che avrà cantato meglio. Quale dei quattro? L'abbiamo saputo in minima parte col primo canto in re. Vedremo di capire ancora di più, qualcosina di più, con il canto a Sa Nuaresa. Sempre per la giuria l'ordine è sempre lo stesso: Moci, Tamponi, Deriu, Massaio. Pa sognare fino a
E un applauso anche per Nino Manca. Poiché questa serata viene ripresa dalla televisione, invitiamo coloro che sono qui presenti a sintonizzarsi credo sul canale 814 del digitale terrestre, e quindi potrà vedere su Super TV di Oristano integralmente, magari in 2 o 3 puntate, non lo so, questa serata, e pertanto ne approfitto anche per salutare i telespettatori che avranno la possibilità di seguire questa serata. E ora Mutos de Amore. Nino doveva rifocillarsi perché giustamente... No, ma tra l'altro tra poco ci sarà una pausa, quindi di conseguenza potrai più che rifocillarti. Bene, allora è pronto? Tutto a posto? Mutos de Amore. Saludare gente de Costa Terra,
Salpizzino al Baiana, dormire a Sassola, è peccato umano. Sa chitarra è bella, insomma il coso ne devoto ogni cantatore. Sa chitarra è bella, sono mie vicende, sono io di amore colta giovana bella, ma per ogni cantatore, colta giovana bella, sono mie vicende, ma con io di amore. Ne so qualcosa, ne con io di amore, colta giovana bella, sono mie vicende. Ma sono vediene in Roma bieste ancora da chi la ogana proa sana vediene a mano mi metti con ora esa persone do a capisare s'idea in Roma bieste ancora e capisare s'idea esa persone do a mano mi metti con ora da chi la ogana proa non ti metti con ora capisce falsidea ed esa persone do a canta sa pastorella come che armoniosa ninnia si ti domanda al bella de chi è se sei sposa nara chi se sa mia canta sa pastorella nara si se sa mia de chi è se sei sposa si ti domanda al bella e come che armoniosa si ti domanda bella nara si se sa mia de chi è se si sposa. Via de se buona, t'aggio fatto patrona, lo cuore t'aggio dato, tanta affetto pallona, pensa alla me matrona che so che tu hai dato, papà te lo contatto, e ora via là, tu suonato io 3 ore, e bandera d'allegria te sento nell'amore, ma non la folklore già è a suo primo volto pieno di armonia e chi era composto tenia suo valore giuro dai parte mia su canto a chi terra forma sa melodia in sa Sardegna terra del tutto allegria in sa Sardegna terra forma sa melodia del resto primo canto pieno di ricchezza già mi via
via che tanto poi sanno resa, chiami via che tanto vieno di ricchezza e molto di amore, frase più carina da su cantatore, le sa del piesina, da su cantatore, frase più carina, poi sa corsicana, cante pericoloso, ma bodota salbaiana, l'amore virtuoso, ma bodota salbaiana, cante pericoloso, nella e fa diesi, finita sa cantata e poco mono se ne si bemolle disperata, e poco mono te ne si finita e sa cantata. Samodano tra il caico, tra tradizioni non si abbandona mai. Non si abbandona mai. Bartali sta arrivato, ne treba sa gotena, e avaredo no motore. Bartali sta arrivato, da ese de minore.